Un punto preso in casa contro il Francavilla lo si sarebbe potuto considerare anche un risultato positivo se il Matera l'avesse ottenuto in una posizione di classifica meno precaria di quella attuale. La squadra lucana, reduce da una serie di sconfitte esterne e di pareggi interni, doveva necessariamente battere gli abruzzesi per ritrovare un poco di morale e un pizzico di tranquillità. Così non è stato, un po' per la forza degli avversari, un po' per le condizioni del terreno di gioco che, ridotto a una risaia, non ha favorito certo il gioco di chi è stato costretto ad attaccare, cioè il Matera. Qualche nota positiva comunque la gara col Francavilla l'ha fatta registrare, soprattutto sul piano del gioco. La partita ha avuto, è vero, lunghi momenti di pausa, ma quando il Matera ha spinto a fondo, la difesa degli ospiti è andata spesso in crisi. I lucani, pur ostinandosi a giocare sul settore destro e subendo talvolta la superiorità degli avversari nella zona centrale del campo, hanno saputo imporsi sul piano del ritmo costruendo anche trame apprezzabili. Potrebbero essere i presupposti della ripresa, sempre che domenica prossima contro la Gioventù Brindisi i biancazzurri riescano a evitare che alla loro catena di sconfitte fuori casa si aggiunga un altro anello. Antezza, che ha assunto la gestione della squadra dopo le dimissioni di Chiricallo e che probabilmente conserverà l'incarico fino alla conclusione del torneo, sta lavorando sodo. C'è da augurarsi che la sua fatica sia in qualche modo ripagata. In testa alla classifica intanto Civitanova e Francavilla procedono appaiate, ma nella lotta per la promozione è ben inserito anche il Monopoli, che tra l'altro domenica scorsa ha sconfitto proprio la Civitanovese, portandosi a un punto dal tandem delle teste di serie, insieme allo Iesi, le cui chance sono buone quanto quelle dei pugliesi. In coda ci sono 3 squadre pericolanti, oltre alle derelitte Cattolica e Avezzano. Si tratta del Matera, della Gioventù Brindisi e del Lanciano. Per materani e brindisini la quinta giornata di ritorno ha il sapore di un mezzo spareggio, ma il Lanciano non può comunque dirsi favorito, visto che dovrà far visita alla capolista civitanovese. Due interventi acrobatici, tutti e due consecutivi, per sventare un bel affondo della prima linea materana. Lo stesso estremo difensore si è ripetuto in un altro difficile intervento al 54esimo, quando Pavese ha sferrato un tiro della media distanza dopo aver raccolto un cross di Melis. È stato poi il Francavilla però a riprendere il controllo del centrocampo e ad avviare la gara sul risultato nullo per dividere la posta in palio. Risultato che le ha consentito stasera di raggiungere la Civitanovese in testa alla classifica. Per il Matera invece c'è la penultima posizione a parità di punti con la Gioventù Brindisi, sul cui terreno domenica prossima Antezza dovrà schierare i suoi atleti. Comincia dunque la volata finale, con uno scontro diretto che non somiglia proprio ad una passeggiata.